stata una persona che ha smantellato la clicca Zoggia. Oh, scusa Pierangelo. Forse è stato un uomo che ha capito cosa voleva dire contabilità, ma che forse prima in provincia di Venezia la contabilità solamente era acquisti un po' squadrinati, mi sembra, vero? Forse è stato questo il termine che si è adoperato. Pierangelo Del Zotto, assessore provinciale alla contabilità, l'uomo che ha smantellato la contabilità di Zoggia e che rubava i soldi ai cittadini. Evviva i ladri! Buonasera, e poi però loro hanno smantellato le province in realtà, quindi siamo andati alla pari. No, due paroline veloci. Intanto vedo che siamo tantissimi stasera, tanti, molti di più di quelli che eravamo l'altro anno, quindi questa è una cosa positiva. È anche vero che ormai siamo di ambito regionale, cioè per noi nazionale, non più provinciale soltanto. E comunque stasera, io parlo per Venezia e per Lido, mancano un sacco di persone che, ahimè, devono lavorare, devono produrre PIL che poi viene tassato, come noi sappiamo, al 75%. Perché vi ricordo che ciascuno di noi presenti qua stasera diamo a Roma ogni anno 4.000 euro che indietro non tornano. E tutto il Veneto dà a Roma ogni anno 20 miliardi di euro. Ecco, persone che sono continuamente sacrificate, veneti che davanti a una crisi non riescono a capacitarsene e arrivano anche molto spesso al suicidio perché non sono preparati a questo. E cosa fa il governo in questa situazione? Parla di aumentare le tasse. Quindi una volta ancora siamo nella situazione di non poter uscire da questa maledetta situazione, ripeto, se non soltanto una parola magica: indipendenza. Quindi noi stasera siamo qua perché crediamo fermamente in un Veneto libero e io spero che molti di questi dopodomani, domenica mattina, siano per le cali di Venezia con le nostre bandiere a manifestare per la libertà della Catalogna, ma prossimamente spero anche del Veneto. Grazie a tutti e buonasera.